Il Festival delle Launeddas, lo strumento simbolo della nostra terra, l'espressione della più profonda cultura musicale della nostra isola, non poteva che aprirsi così, con uno sguardo verso il mondo dei musicisti, dei suonatori di Launeddas, per manifestare anche, come dire, la straordinaria vitalità di questo strumento che ha origini antiche testimoniate dal bronzetto nuragico dell'VIII-VII secolo a.C. e ancora oggi la nostra isola ha questo grande orgoglio di portare avanti una cultura musicale così antica e così moderna, contemporanea, utile ancora oggi per accompagnare i momenti di fede e di devozione, per accompagnare e animare le feste, per sostenere i canti. Insomma, le Launeddas sono davvero la madre di tutti i suoni della nostra cultura musicale. E devo dire che visto che l'esempio della musica sarda non poteva che essere Villa Puzzu a raccontare attraverso il festival questo strumento, perché questo paese è fortemente legato alle Launeddas. L'Ottocento e fino a tutta la metà del secolo scorso questo paese ha dato i natali a moltissimi musicisti che hanno proprio segnato la nuova storia, hanno creato una scuola di Launeddas e hanno proseguito insomma su questo solco ben profondo e ben tracciato. E oggi noi abbiamo tantissimi musicisti e tanti sono qui a Villa Puzzu attraverso le associazioni culturali che avremo modo di conoscere. A proposito di associazioni culturali, proprio Sonus Insulae Sardinia, che è l'associazione di Villa Puzzu con Andrea Pisu, con Giancarlo Seu, sono gli organizzatori con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, l'importante sostegno e vicinanza dell'amministrazione comunale di Villa Puzzu, che ha seguito con attenzione fin dal principio questa attività, che è iniziata già da 2 giorni. Insomma, ci sono state tutta una serie di attività musicali, di animazione, presentazione di libri, inaugurazione di murale, presentazione delle Launeddas elettroniche, insomma tante attività che ci hanno portato anche oggi pomeriggio a elargire suoni in giro per il paese, e stasera insomma il concerto che ci porterà non solo le sonorità del Launeddas, ma anche insomma di tanti altri luoghi dell'isola e del mondo, perché questo festival ama confrontarsi anche con altre culture musicali. Insomma, veramente un menù ricco, ricchissimo quello di stasera, ma per aprirlo ufficialmente vorrei avere, se fosse possibile, il sindaco di Villa Puzzu, così con Sandro Porcu portiamo il saluto di tutta l'amministrazione e iniziamo ufficialmente questo nostro appuntamento. Che piacere, caro sindaco, tornare qui a Villa Puzzu per raccontare insieme a voi di questa grande manifestazione così importante per Villa Puzzu, per il Sarrabus, ma direi per l'isola intera. Buonasera a tutti, innanzitutto do anche un bentornato e un bentrovato a Ottavio, grazie per essere qui, un onore e un piacere riaverti qui con noi a Villa Puzzu. Dicevo, benvenuti a Villa Puzzu, benvenuti alla 17ª edizione del Festival delle Launeddas, un festival che si rinnova ogni anno, ma ogni anno è sempre uno spettacolo e soprattutto è bellissimo vedere così tanta gente, così tanta partecipazione, quindi grazie davvero a tutti, alle tante persone che collaborano, che lavorano e hanno lavorato tanto davvero per organizzare questa 17ª edizione, che è partita già da venerdì con un momento molto importante e particolare, con l'inaugurazione e la presentazione di un bellissimo murale del grande artista Stefano Pani, che ringraziamo, che ha donato al nostro paese grazie all'iniziativa dei nostri suonatori di Villa Puzzu e alla nostra amministrazione comunale, ha donato a tutto il paese un omaggio a un grandissimo villapuzzese, Efisio Melis, uno dei più grandi suonatori di Villa Puzzu, e quindi un tributo sicuramente a lui. Ottavio, permetti di dirmelo, questo, come ho detto anche venerdì, è un omaggio invece che abbiamo voluto fare anche a noi
a noi Andrea, quando sente il fisio, giustamente arriva qui. No, dicevo che Andrea, questo omaggio che abbiamo fatto ai Fisiomelis è un omaggio che abbiamo voluto fare anche soprattutto alla nostra comunità, a noi villapuzzesi, soprattutto in un periodo, veniamo da mesi davvero particolarmente difficili, quindi oggi e questi giorni vedere così entusiasmo, così pieno il paese di turisti, di visitatori, ma di tanti nostri concittadini che condividono con noi questo momento è stato davvero riconciliarci insomma tra di noi, nella nostra comunità. Quindi davvero io voglio ringraziare tutto il paese perché è stato davvero un periodo particolarmente difficile e oggi invece col festival proviamo davvero a ripartire, a metterci dietro le spalle le difficoltà e ripartire alla grande. Quindi viva le Launeddas, viva Villapuzzo. Grazie Tonio. Allora, aspetta, non andare via, stai con noi perché anche Andrea vorrei che insomma, visto che è arrivato appena hai parlato di Lara, quindi di Medis, scusami, di Efisio Medis, io ricordo anche Lara e tanti suonatori di Launeddas di Villapuzzo, però è importante insomma, la vostra associazione continua in quel solco, cioè vuol dire che ancora oggi con tutta questa storia dei secoli passati Villapuzzo ha una grande forza, ci sono ancora molti giovani che state coinvolgendo, le precedenti generazioni. Com'è la situazione oggi, Andrea? Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere qua presenti, è veramente un grandissimo piacere per noi. La nostra associazione, oltre a promuovere le scuole, la didattica e tutto, si incentra principalmente sullo sviluppo del festival e questo a parte il lavoro straordinario che noi facciamo non sarebbe mai stato possibile senza l'appoggio dell'amministrazione, che loro veramente, sembra una sciocchezza, ma loro lavorano fianco a fianco con noi, come se fossero suonatori di Launeddas, e quindi meritano un grandissimo applauso perché veramente non è da tutti, non succede negli altri posti, ricordatevelo, cioè loro lavorano come se fossero dei suonatori di Launeddas a fianco a noi per portare questo festival a Villapuzzo e per cercare di ottenere il massimo da questo evento. Per quanto riguarda il resto, buon festival a tutti, buona serata a tutti. Grazie a voi. Grazie Andrea, grazie. Allora, a dopo. Eh sì, abbiamo visto insomma quanta energia, quanta vitalità in apertura. Adesso proseguiamo proprio sulla scia di questa storia, di questo luogo, cioè la storia musicale di Villapuzzo con due personaggi, insomma, due suonatori di Launeddas che insieme a Concordia ci porteranno insomma e almeno in una parte di quei tanti repertori che le Launeddas sono capaci di offrire. Per cui è il momento di mettere insieme su Monte Organu, Sispinellu, due tipologie della famiglia delle Launeddas e in questo caso con Antonio e Tore Trevidi, quindi giusto il tempo di sistemare il microfono e poi con loro apriremo insomma questa e proseguiremo in questa serata che, come vi ho detto, partendo dalle Launeddas vedrete quanti suoni raccoglierà intorno a sé, quanti strumenti musicali, quanti artisti e quante esperienze diverse. Eccoci qua, Antonio e Tore Trevidi.
Grazie. A Trusano, sì, grazie. Devo dire che è un piacere ascoltarvi, grazie, grazie infinite. Ciao. Oh, bene, bene, bene. Adesso con le Launeddas faremo solo per ora una piccola pausa perché andremo, come vedrete, ad ascoltare i suoni dell'organetto diatonico, che quindi passeremo da uno strumento autoctono ad uno di importazione, che è un po' figlio della produzione industriale della seconda metà dell'Ottocento, che anche in Sardegna ha avuto insomma una sua collocazione e anche identità e carattere musicale, per come in Sardegna viene utilizzato questo strumento per l'accompagnamento di tante altre situazioni come il canto, ma prevalentemente e soprattutto il ballo. E noi adesso avremo modo di ascoltare il suono dell'organetto diatonico di Alessandro Zizzi, il musicista che lo sosterrà, e alcune coppie del gruppo di Tempio Pausania. Quindi siamo la città della Gallura, questo luogo così importante per la nostra isola, che conserva insomma una tradizione importante soprattutto nel canto a tagia, questo intreccio di voci maschili che hanno caratterizzato e caratterizzano la parte settentrionale dell'isola. E devo dire che il gruppo Città di Tempio, che io vorrei fare un applauso di benvenuto per la bellezza del loro abito, per l'importanza che hanno avuto insomma in questi anni di impegno culturale, organizzando anche incontri di festival internazionali del folklore, dell'accompagnamento del ballo con le voci, insomma tante cose, perché poi basti pensare che Tempio è la città che ha dato i natali a uno dei più grandi poeti in lingua gallurese come Don Baignu Pesse, a un compositore etnomusicologo come Gavino Gabriel, insomma un luogo veramente di grande riferimento. Adesso ci porteranno in uno dei loro patrimoni del ballo, l'Udu in tre, che è caratterizzato da questo incrocio di gambe che fanno soprattutto gli uomini, mantenendo insomma un perimetro estremamente ristretto nella disposizione dello sviluppo coreutico. Quindi sarà interessante la proposta del gruppo di Tempio per entrare nella dinamica del ballo della nostra regione.
bella rappresentanza della città di Tempio Pausania, che tra l'altro abbiamo gli altri componenti, il gruppo in piazza, insomma, che poi era al gran completo. Grazie per la vostra partecipazione, grazie a Alessandro Zizzi. E poi il programma poi stasera prevede anche altre proposte di balli. E vedrete quanto saranno differenti, quante caratterizzazioni a seconda dei luoghi di provenienza, ma di questo insomma ne parliamo dopo, perché vi avevo anche anticipato questa relazione internazionale. Il Festival delle Launeddas tiene molto, come dire, a confrontarsi spesso con altri luoghi del mondo. Basti pensare che i nostri musicisti generalmente il loro palcoscenico è veramente situato in tutti i luoghi del nostro pianeta. Andrea Pisu è uno dei grandi rappresentanti insomma in giro per il mondo della nostra musica, ed è bello insomma incontrare delle altre espressioni, e noi stasera avremo modo di incontrare musicisti e alcune coppie di danzatrici e danzatori del Messico con il gruppo folclorico che si chiama Alianza, che è molto bello, vuol dire unione, stare insieme nel segno della tradizione, Iosin, perché poi anche il gruppo musicale ha una sua struttura e una storia a sé all'interno dell'associazione, che esiste da 25 anni. Io vorrei che i musicisti del Messico cominciassero a venire, Vanni, così insomma sistemiamo, se li vuoi chiamare tu stesso, perché così nel frattempo che li introduciamo li facciamo arrivare sul palco e prepariamo i microfoni, perché sono insomma piuttosto numerosi i musicisti e li possiamo salutare. Dicevo, 25 anni di attività questo gruppo fra danzatori e musicisti, e anche loro hanno portato insomma nel mondo il loro folklore e cercano di rappresentarlo un po' tutto. Cominceranno infatti con una canzone tipica che tra l'altro fa parte un po' della cultura dei mariachi, almeno come canzone del repertorio più popolare. Si chiama Cascabel, che è appunto una canzone dei mariachi, e loro si rifanno a una regione specifica del Messico, quella zona del Golfo di Veracruz, che ha appunto questo tipo di tradizione, ma in tutto il paese, come dire, questa musica è veramente particolarmente diffusa. Poi però ovviamente le danze messicane sono note insomma ovunque, anche per il loro grande tipo di coinvolgimento, e cominceranno con rappresentando una regione del nord del Messico, Alazanas in particolare, perché questo luogo ha una bella tradizione. Ci saranno solo le donne inizialmente che hanno questo passo particolare che quasi vuole imitare, come dire, il movimento e l'incedere dei cavalli stessi, quindi una sorta di galoppo nella danza, un ritmo estremamente particolare. Seguiranno solo dei ragazzi invece, che faranno anche loro una risposta un po' a questo tipo di danza, per poi concludere con questo quadro finale, che è un quadro estremamente noto, quello del tapatio, jarabe del tapatio, che anche questa è la chiamano in alcuni casi la danza del cappello, arriva da Guadalajara, in particolare nasce e si sviluppa da quelle parti, è diventata una delle danze più popolari della cultura messicana, un grande corteggiamento fra uomini e donne, che poi le donne accetteranno le avance degli uomini. Schierato tutto il gruppo al completo, quindi non mi rimane che dare un benvenuto a Alianza de Messico e Osin.
canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con tu sal le da sabor. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Allora possiamo dire come sempre per salutarli, viva Messico! Grazie ragazzi, grazie. Oh, bene, bene, bene. Adesso vedrete come la 17ª edizione del Festival delle Launeddas ci fa cambiare pagina continuamente con tutte le cose che ha, come dire, architettato stasera per raccontarvi molta musica, molte pagine di musica. Mi farebbe piacere vedere, visto che il sindaco ha parlato insomma dei tanti visitatori, i turisti. Mi alza la mano chi è qui in vacanza da queste parti, vorrei capire. Eccoci qua, siete tanti. Bene, 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 che bello, grazie intanto per aver scelto Villa Puzzo e il Sarrabus. E adesso vi racconteremo un'altra pagina della quale noi sardi siamo particolarmente orgogliosi, perché questo puntino nel Mediterraneo, questo lembo di terra ha come dire, una grande tradizione con le Launeddas, l'abbiamo visto, nate in quest'isola. È un'altra forma di canto autoctono della nostra terra, così complessa come quella che noi chiamiamo il canto a tenore. È un canto a 4 parti, a 4 voci maschili, ha una forma di accompagnamento gutturale, e insomma è una caratterizzazione unica, tanto è vero che dal 2005 è diventato anche patrimonio immateriale dell'umanità, ma per noi è sempre stato il nostro più grande patrimonio del canto. Vorrei invitare il tenore, che rappresenta un luogo dove questo canto è particolarmente profondo, è radicato ed è Oliena, quindi siamo nella Barbagia di Nuoro. Vorrei avere il tenore, che ha un nome bellissimo, si chiama Supopulu Sardu, e quindi li vorrei avere qui in scena, così possiamo dire grazie con un applauso, non solo per il canto che ci regaleranno, ma proprio grazie per l'impegno culturale che loro, come dire, mettono veramente con tanta passione per la difesa e divulgazione di questo nostro grande patrimonio. Allora ci faranno ascoltare nel canto a tenore col tratto che caratterizza questo luogo detto Oliena, prima un canto a Saseria, la chiamiamo il canto di introduzione, è un canto dove all'interno ci sono anche dei versi di saluto, e poi quella che chiamiamo da zirada, cioè nel senso che si cambiano ritmi e tempi del canto e assume il canto della dimensione comunitaria, del ballo popolare, del ballo a passu torrau, una delle espressioni coreutiche forse più ataviche del nostro patrimonio. Poi a seguire ci sarà un ulteriore piacere, perché uomini e donne di Oliena ci mostreranno anche l'abito femminile, quindi interpreteranno il ballo, un ballo rituale, Sarziu, che forse fa parte del patrimonio della società agricola e contadina del passato, un momento fortemente collettivo di una presenza e appartenenza alla comunità. Quindi questo lo vedremo accompagnato sempre dal canto a tenore e interpretato da 2 coppie di Oliena. Ma intanto tenore Supopulu Sardu. Dalla un'edda su ballo e su tenore, leva che cornice musicale. Su ballo e su tenore, li vaghen de cornice musicale, a questo luogo bello e cordiale, che io canno pure unosa, fatto onore a...
canno puro nos ha fatto onore, io canno puro nos ha fatto onore, o canno Villa Puzzo gentile, ospitale, ti saluto china. Ti saluto Taoliena sosa auguri ormanno pro chi vestare pro chi Taoliena sosa auguri ormannos pro chi vestare pote da kentanno Cai ad una orta uno pizzucu, cai ad una orta uno pizzucu, mi sucui la perde sa montagna, mi sucui la contento che vivia in campagna, ma non te ne ma non te non tenia casa sortendo casa sortendo non giogai a Una di lo che preguntare proiette non ti virma sono pago si tarre al faghimmo sono lago manno commente che su marea Grazie. Bene a parlare sa notte serena, devo non sin de tre me manco una.
pozza non si ne treme mancuna. Ven a ballar a claro de esa luna, brinca su punto e custa, oh che Ehi, 72 Rio, 72 Rio, Grazie. Su tenore Sumopulusardu di Oliena, di Uliana. Grazie. E grazie anche alle due coppie. Io vorrei farvi ammirare ancora, potete girarvi un attimo da quella parte, che vorrei farvi ammirare uno degli scialli, dei copricapi fra i più preziosi della nostra isola, una bellezza, giusto anche solo guardarle. Grazie a Oliena, li vorrei fare ancora un applauso a tutti loro. Grazie infinite. Oh, bene, bene, che bellezza. Adesso torniamo alle Launeddas, perché poi in Sardegna ci sono molte associazioni che si sono messe insieme proprio per lavorare intorno anche ai repertori, ai tracciati storici. Concordia Launeddas è un'associazione che nasce nella seconda metà degli anni 80, 1987, e come primo obiettivo non aveva soltanto quello di raccogliere intorno a sé musicisti, launedisti, suonatori di Launeddas, ma quello di scavare, cioè di andare proprio sempre più alla ricerca di quelle che sono state, insomma, i segni di questo strumento. Tant'è vero che c'è una pubblicazione Launeddas, che è un volume di grande riferimento, dove sono proprio tutti quegli elementi utili per la migliore conoscenza, insomma, di questo strumento, e questo è un impegno culturale che questa associazione ha sempre avuto. Io li vorrei avere qui in scena, se fosse possibile, il Concordia Launeddas, perché così ci portano. Intanto, a proposito di documentazione, il primo brano musicale sarà ancora una volta quel processo della processione, cioè quei repertori sacri che accompagnano la liturgia e la paraliturgia, in questo caso le processioni esterne. E questo documento è una vecchia registrazione degli anni 50, probabilmente estrapolato dalle teche Rai, che parla di una processione di Sinai, quindi è interessante come si riesca ancora oggi, a distanza di 70 anni, far rivivere quelle melodie proprio
grazie all'impegno delle associazioni e a queste documentazioni sonore. A seguire invece, per salutarci, ci porteranno 3 melodie campidanesi molto popolari, canti di lavoro, canti insomma di insieme, gli Andi Mironnai, l'Airella e Lara e Trallallera, quello che chiamiamo canto a tracca, cioè canto di insieme, polivocale, momento di festa espresso dal punto di vista strumentale esclusivamente con le Launeddas di Concordia a Launeddas. Grazie.
Concordia Launeddas, insieme con le Launeddas, grazie a questa associazione importante, significativa per questo mondo musicale. E adesso io non l'ho fatto ancora perché aspettavo il momento opportuno per fare un ringraziamento e un saluto speciale ad un artista, un musicista che stasera in via dell'amicizia è anche fonico e responsabile tecnico, per cui vorrei salutare Vanni Masala. Vieni Vanni, vieni a raccogliere l'affetto del pubblico. Vanni adesso noi lo sentiremo nella sua veste, cioè quella di musicista, di organettista in particolare, e poi dopo nel suo progetto musicale insieme ad Andrea, ma ne parliamo dopo. Adesso lui ci porterà all'ascolto del ballo e 2 copie di Oristano, alla visione di come il ballo viene interpretato. È interessante perché a Oristano il gruppo si riforma o si forma, quello che noi conosciamo oggi, negli anni 60. È stato proprio Enrico Fiori, la famiglia Fiori a rimettere insieme questa associazione, e devo dire da subito erano votati a interpretare il ballo e a renderlo, semmai ce ne fosse bisogno, ancora più spettacolare nella sua esecuzione. Quindi vedrete tutti quei passi che soprattutto gli uomini utilizzano nel ballo campidanese dell'area del Campidano di Oristano, dell'area centrale dell'isola, con tutta una serie di micropassi, di movimenti ritmici piuttosto come dire intensi. Ci sono quelle che noi chiamiamo le furias, le picchiadas, tutto questo che rientra anche nell'ambito della danza popolare di corteggiamento della nostra isola. Ad accompagnarli sarà proprio Vanni Masala, che conosce bene insomma tutte le sfumature del ballo popolare, soprattutto della zona centrale, ma di tutta l'isola più in generale, per cui inviterei il gruppo Città di Oristano, le coppie, eccole, sono qua a guadagnare già lo spazio centrale, e naturalmente vi lascio a quella bella musica che Vanni Masala sa esprimere.
Questo Zuballittu, questo ballo che tra l'altro ha una diffusione ampia in tutto il territorio regionale. Grazie ancora a Oristano, al gruppo Città di Oristano, una parte, una rappresentanza della città di Eleonora, grazie mille. E grazie a Vanni Masala, che però adesso ti chiediamo di guadagnare di nuovo il centro del palcoscenico, dello spazio naturale qui di Villa Puzzo, che è un palco ideale, insomma, per raccontare di queste sonorità. Andrea Pisu e Vanni Masala insieme anni fa hanno formato questo duo chiamato Fantafolk, nel senso che il desiderio era quello di fantasticare, andare a trovare delle nuove chiavi sonore, nuove espressività nel ballo, mantenendo fede a quelle strutture musicali, quei ritmi e tempi del ballo, però con un'apertura che potesse guardare in un mondo musicale contemporaneo, anzi attingere anche da quei suoni mediterranei, entrare dalla musica folcloristica a quella che oggi noi chiamiamo world music, cioè con quelle contaminazioni che creano una nuova energia sonora particolarmente interessanti. Allora ecco che qui viene fuori tutta la conoscenza della musica popolare, ma anche tutti i virtuosismi, abilità, capacità che insieme sanno perfettamente intrecciare, proprio come una sorta di tessuto musicale che viene intrecciato, incrociato di volta in volta dall'organetto diatonico di Vanni Masala e dalla launeddas di Andrea Pisu, che ci porteranno nel loro mondo del fantafolk.
Grazie. Wow, che bellezza ascoltare il duo Fantafolk, Andrea Pisu, caro maestro, grazie. Vieni, vi vorrei far fare, vieni Vanni, vieni. Vorrei farvi abbracciare ancora tanto dal pubblico, un applauso forte per dirvi grazie. Che bello ascoltare la vostra musica, è bello partire dalla tradizione, mantenere viva la tradizione, alimentare la tradizione con delle nuove sonorità. C'è una cosa molto bella che diceva il grande compositore austriaco Gustav Mahler, che diceva che per la tradizione non bisogna solo adorare le ceneri, ma mettersi lì e alimentare il fuoco e come dire, creare un fuoco, una fiamma alta, importante, per dare nuova energia alla tradizione, altrimenti la tradizione viene a mancare e a morire. Vai. Allora io invece farei anche un applauso a Ottavio, che con la sua professionalità veramente è unico e inimitabile. Dice lui che è anziano, non è vero, stiamo invecchiando tutti insieme a te. Questo gran bel festival di Launeddas, perché questo è il festival delle Launeddas, secondo me l'unico ed imitabile anche questo. Però domani anche con Ottavio saremo presenti al Festival Internazionale di Oristano, la seconda edizione, quindi ricambiamo la fiducia reciproca e la stima con Ottavio, che sarà con noi anche domani, sarà come Andrea naturalmente, fedele compagno, musicista e amico. Un ringraziamento a Villa Puzzu, che per me ormai è una seconda casa. Grazie ad Andrea, grazie alla sua famiglia, grazie a Giancarlo, grazie a tutti. Un abbraccio a Villa Puzzu e grazie ancora. Grazie ragazzi, grazie Vanni, grazie Andrea. Allora, per stare sempre nell'ambito delle Launeddas, c'è un altro personaggio, insomma, che chiama la musica popolare, conosce bene, ha tanta gratitudine nei suoi confronti, un po' perché da sempre, come dire, è uno di quelli che fra i primi ad essere inserito nel mondo di quelli che chiamiamo polistrumentisti, nel senso che lui è veramente un musicista completo, capace di suonare diversi strumenti musicali, ma una delle cose che lo caratterizzano è la sua generosità, nel senso che lui ha aperto molte scuole, ha formato molti allievi che oggi sono diventati musicisti, suonatori di Launeddas e di altri strumenti musicali come l'organetto, susulittu, eccetera. E lui è Orlando Magia e ha fondato anche l'Orchestra Popolare Sarda, che è un nucleo musicale in totale espansione, dove all'interno ci sono le Launeddas, ma non solo, perché ci sono anche altri strumenti musicali che si avvicinano, ma principalmente le Launeddas. E Orlando Magia, oltre ad aver avuto insomma questo compito, eccolo qua Orlando, di fondare la Orchestra Popolare, ha anche, vista la sua collezione e competenza, formato e fondato un vero e proprio museo multimediale, dove sono raccolti gli strumenti musicali che hanno caratterizzato l'evoluzione della musica popolare in Sardegna, non solo come strumenti fisici ma anche come video che raccontano e fanno ascoltare il suono di tanti strumenti. Insomma, un impegno culturale molto molto importante, e adesso si riflette con questo quadro bellissimo dei Sonus de Ganna, e ci porterà intanto nell'accompagnamento di una processione, poi un uballu a Concordia, e qui vedremo, ascolteremo insomma diversi strumenti, sa mediana pippia, sa viuda, il punto d'organo, ma anche il tamburello, quindi tamburello a cornice, che insomma è uno strumento per noi nuovo, di importazione, ma suonato con una tecnica che mantiene i ritmi e i tempi del ballo popolare. E poi una conclusione ancora una volta con la paraliturgia, con l'elevazione. Questo è il quadro sonoro dell'Orchestra Popolare Sarda di Orlando Magia.
Grazie.
Grazie. Elisa Magia al tamburello, Stefano Cara al punto d'organo, Matteo Muscas fiuta, Luca Schirru susulitto e Orlando Magia mediana pipì. Chiudiamo e vi salutiamo con l'elevazione e ringraziamo di cuore gli amici dell'associazione Launeddes di Villapuzzo, Andrea, Giancarlo in primis, ma tutti veramente per la grande ospitalità e ovviamente all'amministrazione comunale. Grazie e a Trusano Mellus. Elevazione. Grazie Vanni, bravissimo. Grazie a Orlando Magia. Vanni. Grazie a Orlando Magia e all'Orchestra Popolare Sarda tutta, grazie, grazie ancora Orlando. Oh, dunque, adesso un'altra occasione piacevole da vivere insieme. La Sardegna, tra l'altro, oltre alle musiche, gli strumenti musicali, ha espresso nel tempo anche molte voci femminili che hanno interpretato tutto quel patrimonio dei canti popolari che, come in tanti luoghi del mondo che hanno questa sensibilità musicale, anche la Sardegna ha un suo patrimonio di canti che accompagnano tutta la vita, dalla nascita fino all'estremo saluto, e molti di questi patrimoni sono affidati alle donne. Noi abbiamo il piacere di ospitare un artista che ha proprio vissuto pienamente tutte le fasi
della musica popolare, da quella dell'aspetto legato al folklore, al gruppo folcloristico, al coro polifonico, fino a interpretare i canti tradizionali e arricchire il suo repertorio anche con i brani d'autore, molte incisioni discografiche con brani proprio scritti da lei, e ha diverse formazioni musicali e stasera si presenta in duo. Intanto la vorrei avere qui vicino a me, Sandra Ligas, in duo con Jörg Neubert, che è un musicista tedesco, musicista di musica popolare. Formano una coppia nella vita e nella scena, e Sandra Ligas adesso ha ancora più occasione di portare nel panorama europeo il patrimonio dei canti della nostra isola, con questa bella sensibilità e questa eleganza nella rielaborazione. Noi ascolteremo un canto che è un canto devozionale, un canto mariano, Ave de Sumaristella, e poi invece una pagina, come dire, completamente diversa, perché sarà l'inno che è conosciuto come Procurare Moderare, ma è Sinnu del Subatriotu Sardu a Sos Feudatarios, scritto alla fine del 1700 da Francesco Ignazio Mannu, e racconta proprio le passioni del popolo sardo, la sollevazione antifeudale, la cacciata dei piemontesi, l'epopea della marcia di Logudoro di Giovanni Maria Angioi, e questo è diventato ufficialmente con legge regionale anche inno ufficiale della Sardegna. E poi chiude con un canto di grande coinvolgimento, di lavoro, una melodia tipica del Campidano che è sulla Irellellara. Tutto questo dalla bella voce, bella sensibilità di Sandra Ligas e dell'ausilio musicale di Jörg Neubert. Grazie Ottavio e buonasera a tutti. Ave Sumaristella, in che luce sil bella, bella se si Fizu ostro angelo, Fizu ostro sanctus, si Spiritus Sanctus, Angelo, non via consolo. Consolo e allegria, Stella Ave Maria, in che luce sia bella, Ave Maria Stella, Amen Gesù. Grazie. Procurare moderare, barone sattira mia, chi si no provvida mia, torrate sappe in terra, declarava già sa guerra, contra desapre potenzia, e comincia
la porra pesa in terra, declara de già esa guerra contra esa prepotencia e comincia sa pazienza il suo popolo a mancare, procura de moderare carone esa tirannia. Grazie. Grazie. Grazie, grazie Villa Puzzo, è una bellissima piazza. Devo dire sinceramente che è sempre un piacere ascoltare Sandra Ligas. Grazie cara, grazie infinite. Grazie. A presto, ancora un applauso a Sandra e Jorgen. Grazie. Grazie. Grazie mille. Adesso torniamo alle Launeddas, una formazione molto importante perché vede insieme Giancarlo Seu e Andrea Pisu. Eccoli qua, venite, venite, così vi possiamo dare un saluto bello e affettuoso. E quindi siamo nella scuola villapuzzese, quindi siamo proprio nei suoni di questo luogo che, come abbiamo detto, ha segnato uno spazio e un significato importante in tutto l'Ottocento, con tutti i personaggi che si sono alternati e che hanno costituito in qualche modo la scuola delle Launeddas di Villapuzzo. E ora con Andrea Pisu e Giancarlo Seu dell'associazione Sardiglia Insula, e quindi con questo nuovo organismo impegnato anche nell'organizzazione di questo festival, ci porteranno un po' al ballo sarrabese a Concordia, quindi con un fiorassio e un bunte organo. Questi sono i due strumenti musicali che utilizzeranno per il ballo sarrabese. Andrea Pisu, Giancarlo Seu.
Ora si capisce, insomma, perché nel corso del tempo questo luogo ha incantato viaggiatori, appassionati, e quindi ha fatto sì che questi suoni delle Launedas, con questa versione in duo a Concordia così ben consolidata, con queste architetture sonore, con queste melopee meravigliose, veramente ci hanno regalato un ballo fantastico. Grazie Giancarlo Seu, grazie Andrea Piso, grazie davvero. Adesso vi portiamo, il Festival delle Launedas vi porta nella festa del Carnevale di Gavoi, dove c'è un unico suono che, come dire, crea un tappeto di grande coinvolgimento, è quello dei tamburi, il tumbarino di Gavoi. In questa versione noi avremo un concerto antico gavoesu, quindi una forma che mette insieme su pipiolo, quindi il susulittu, quello che chiamiamo in campitano susulittu, praticamente il flauto a becco, lo zufolo pastorale, e poi il triangolo che scandisce la parte ritmica, il tumbarino, quindi il tamburo tipico di Gavoi, su tumborro o saserraggia a seconda dei luoghi, che è praticamente molto interessante perché è una sorta di contrabbasso come dire artigianale, la vescica di un maiale gonfiata in un certo modo, una corda in ottone che viene sfregata e percossa da un archetto e crea proprio un accompagnamento particolarmente suggestivo, e questo fa parte del patrimonio anche di Gavoi. E in questo primo ballo avremo un ballo antau, quindi cantato, per cui evidentemente c'è anche la voce, quella di Pier Gavino Sedda, perché poi gli altri compagni di viaggio sono Antonio Mastio, Antonio Marchi e Tito Sedda. Il secondo ballo invece sarà presente anche l'organetto diatonico, che è questo strumento arrivato in Sardegna intorno alla fine del 1860, si è ben, come dire, radicato e unito alle altre sonorità più tradizionali dell'isola. E allora ecco che ci sarà l'organetto su pipiolu, su tumbarino e il triangolo. Questa sarà la formazione che ci farà seguire un ballo tundu, Zirawa Urre Urre, che è il ballo tipico proprio del periodo del carnevale. Quindi queste suggestioni, queste sonorità di quel periodo particolare di Gavoi le vivremo insieme su concerto antico gavoesu, non appena Vanni avrà finito di sistemare l'ultimo microfono, e quindi tutto è pronto e possiamo applaudire Gavoi. Sadie, tres manzane, patto rammerie, mais a purundere sta dall'era, comare mia, ne comare mia, diri 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 diri. Valentisa si scalar de coquinas, americetta faquen de faina, esa será cayoqueta, yoqueta, esa será cayoqueta, yoqueta, diri 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 diri.
così dura, ardente sai spau. Molta si quiere, molta si quiere. Si stello rodeando un istello, parecchi che lo chiede di ingollire, e devi fare che su non ti sapere che su bianco di parennetto, e che su bianco di parennetto, tiri 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 tiri.
años. Grazie, grazie a voi, grazie sul concerto antico. Dica a voi, grazie infinite. Adesso vi informo un po' sulla situazione. Noi avremo un'altra associazione ospite e poi gran finale di balli, anche perché ho visto che gradiscono molto i suoni del ballo e fra un po' ce ne saranno tanti anche per la piazza. Ma intanto vorrei invitare subito, quindi prego Vanni di allestire, ecco, il palco, lo spazio scenico, diciamo, per la prossima associazione. Anche qui un lavoro intorno alle Launeddas, un'associazione che si chiama Nodas Antigas, e Nodas sono il linguaggio delle Launeddas, i versi delle Launeddas che formano poi insieme tutte le varie suonate, e Nodas Antigas nasce dalla volontà di Bruno Loi, allievo a sua volta di Dionigi Burranca, di portare avanti quel progetto, quella scuola, quella filosofia di vita e di musica che ha segnato, insomma, l'attività del grande maestro scomparso. Quindi con l'associazione Nodas Antigas, con Bruno Loi, avremo occasione di ascoltare alcuni dei componenti dell'associazione e ci porteranno, insomma, in due brani. Uno è Celesti Tesoro, quindi è proprio tipico del periodo natalizio de Vaschicedda, quindi i canti di questo patrimonio, di questo periodo. E poi invece Ballo e Cantidu, perché lo chiamava così Dionigi Burranca, probabilmente era un ballo che serviva anche per accompagnare i versi, quindi un ballo cantato, ma noi lo vedremo e lo ascolteremo nella versione strumentale con Bruno Loi e gli allievi della scuola dell'associazione Nodas Antigas. Eccoli.
Grazie Bruno, grazie Nodas Antigas. E allora, con il finale di tante sonorità che avranno modo di elargire per chiudere in festa questo appuntamento che è cominciato con le Launeddas e finirà con tutta una serie anche di strumenti musicali, la voce, ma prima di chiamare gli artisti sullo spazio scenico vorrei intanto ringraziare tutti voi, soprattutto voi perché siete rimasti fino alla fine, quindi fatevi da soli un applauso perché veramente avete sostenuto meravigliosamente tutta questa serata. Poi voglio ringraziare tutte le persone che hanno ballato, anche quelli che stanno da quella parte, e grazie alla Regione Autonoma della Sardegna che sostiene questo progetto, grazie infinite al Comune, tutta l'amministrazione comunale con il sindaco Sandro Porco e tutta la giunta, grazie alle persone che collaborano con l'associazione Sonus Insula Sardinia, che praticamente questa associazione non è altro che i muscoli, la volontà, la pazienza, il tempo, la voglia di Andrea Pisu e Giancarlo Seu. A loro vorrei rivolgere, anche se non ci sono, un altro applauso bello perché veramente siamo molto grati a loro. Quindi Alessandro Melis invece è già arrivato, quindi la sua voce scandirà insomma l'aspetto festoso del ballo. Le Launeddas saranno Giancarlo Seu e Andrea Pisu. Luca Schirru, un altro personaggio che suona diversi strumenti musicali, in questo caso l'organetto diatonico, eccolo qua, è già praticamente pronto, aspettiamo solo Giancarlo e Andrea. E poi ci sarebbe dovuto essere anche Ignazio Canedu, ma ha suonato in apertura e quindi insomma va bene così e lo ringraziamo molto. Un ringraziamento, qui mi dovete aiutare voi, per due ragioni: uno perché vi ha fatto ascoltare delle musiche meravigliose e poi perché vi ha fatto ascoltare la musica di tutti gli altri al mixer, e questo ringraziamento è per Vanni Mas, grazie Vanni Masala, grazie infinite. E allora con questo, visto che tutto è praticamente pronto, che bello questo schieramento, io vi ringrazio molto davvero, ancora di cuore ringrazio Andrea e tutta l'associazione, grazie Andrea, Giancarlo per aver voluto insomma fossi io a raccontarvi questa edizione numero 17, che sono sicura insomma che sia rimasta e rimarrà un po' nel vostro cuore, nella vostra memoria, per tutte le belle sonorità che abbiamo ascoltato. Chiudiamo con i balli e speriamo di vederci presto per altre belle occasioni come quelle di stasera. Un saluto finale a tutti voi che siete rimasti sino all'ultimo con noi, ma un ringraziamento speciale a Ottavio, perché Ottavio è una persona che ha fatto del bene al Sarrabus, non solo a Villa Puzzu, a tutto il Sarrabus. Ottavio è una persona che ha lavorato per le Launeddas a Villa Puzzu per diversi eventi come Canti di Canne in inverno, anche per il festival ci ha dato una mano, così Ottavio ha aiutato anche le feste, i grandi eventi degli altri paesi, Muravera, la Sagra degli Agrumi, è diventata una delle feste più importanti della Sardegna grazie a lui. Quindi io, siccome io mi sento abitante del Sarrabus, non di Villa Puzzu perché non sono un campanilista, io mi sento abitante di Villa Puzzu, di San Vito e di Muravera, e ci dovremmo sentire tutti così. Quindi Ottavio ha fatto del bene a tutti quanti, a tutti. Quindi un ringraziamento speciale a te che hai fatto veramente del bene al Sarrabus. Te lo volevamo fare di cuore e te lo volevamo fare per il Festival delle Launeddas. Grazie Ottavio. Che dire, sono commosso, grazie mille, grazie a tutti e buona musica ancora,
Ballo sul vostro, cantare venne sono nostro, siamo a ballare noi, siamo a ballare.
ballende, 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 si annunziava, su cora furata mia, su cora furata mia, e chi la vai mia, chi sa me te restirava, chi sa me, oi din 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 tera, din 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 tera, din 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 tera, din 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 prima de mi avviare, bolla, sul suo cuore in prenda, bolla, sul suo cuore in prenda, non si è triste, si è adesso, me allontana.